Nel sollevamento dei carichi, ad esempio tramite gru o carroponti, le funi metalliche, le catene e gli accessori di imbracatura rappresentano un elemento critico per la sicurezza. Un'imbracatura inadeguata o danneggiata può provocare la caduta del carico, con conseguenze potenzialmente gravi per persone e strutture. Per questo motivo, la verifica della loro integrità deve essere oggetto di una specifica procedura aziendale. In Italia, il decreto legislativo 81 del 2008 impone alle aziende di garantire la sicurezza delle attrezzature di sollevamento. La legge richiede che siano conformi ai requisiti di sicurezza, mantenute efficienti, controllate da personale competente e utilizzate solo da lavoratori adeguatamente formati. Ma con quale periodicità devono essere verificate funi e catene? Qualora il fabbricante non fornisca indicazioni specifiche sulla periodicità dei controlli, il decreto legislativo 81 impone di effettuare le verifiche con una periodicità di 3 mesi. Le modalità di svolgimento dei controlli devono essere conformi alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida. Per gli accessori di sollevamento, il rapporto tecnico UNI 11705 del 2018 costituisce una guida utile sui metodi di controllo degli accessori di sollevamento. Tale rapporto tecnico rimanda a sua volta ad altre norme tecniche, alle quali fare riferimento per i diversi accessori di sollevamento. In generale, le verifiche da eseguire sono di 3 tipologie. Il controllo visivo giornaliero, eseguito dall'operatore con lo scopo di identificare danni evidenti che compromettono la funzionalità della fune o della catena o della braca. I controlli periodici programmati, svolti da personale qualificato con cadenza prestabilita. Le verifiche straordinarie, ossia controlli approfonditi effettuati dopo eventi eccezionali, come ad esempio urti o sovraccarichi, finalizzati a verificare la piena efficienza dell'attrezzatura dopo tali eventi. Ovviamente l'efficacia delle verifiche dipende dalla competenza e formazione degli operatori incaricati. Le verifiche possono essere svolte da operatori interni all'azienda, purché adeguatamente formati al ruolo di addetti alle verifiche periodiche sugli accessori di sollevamento, con competenze documentate e aggiornamento regolare. Ovviamente, qualora una fune o una catena non superi la verifica, deve essere dismessa immediatamente. Dunque, le verifiche di integrità di funi e catene rappresentano una barriera fondamentale contro gli incidenti sul lavoro, perché consentono di ridurre i rischi, proteggere le persone e garantire la continuità del lavoro.